Buongiorno e bentornati al nostro appuntamento con la rubrica Io non so di tappo, dedicata ai vini che hanno scelto un tappo sostenibile innovativo della linea Noma Cork di Vinventions. Oggi andiamo in Toscana alla scoperta del Costa Toscane GT senza rete, un vermentino orange biologico. La denominazione Costa Toscana IGT rappresenta la sottozona della più ampia denominazione toscana IGT e comprende i terreni più vicini appunto al mare di ciascuna delle 5 province costiere della Toscana: Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto. Zone caratterizzate ovviamente da un clima marittimo, con inverni miti ed estati calde e secche. Un vino della Costa Toscana GT può essere ottenuto da uno qualsiasi dei vitigni toscani ufficialmente approvati. La Toscana è notoriamente una regione da grandi vini rossi, ma soprattutto sul litorale toscano si ottengono anche bianchi dalle caratteristiche molto interessanti e dai principali vitigni toscani a bacca bianca stupiscono i risultati ottenuti dal Vermentino, un vitigno bianco semi-aromatico. Il Vermentino è oggi uno dei grandi vini bianchi italiani, un vino che richiama il Mar Tirreno, il sale, la brezza, la macchia mediterranea, il profumo degli agrumi. Questi sono i sapori e i profumi che troviamo nei suoi vini. Si tratta tra l'altro di un vitigno molto versatile che spazia da versioni giovani, fruttate e gradevoli fino a espressioni complesse e strutturate. Ma oggi lo andiamo a scoprire in una versione molto più rara, quella dell'orange. Ma innanzitutto, che cos'è un orange wine? Si tratta di una categoria a sé che prende appunto questa particolare tonalità. Come? Sono vini che nascono da varietà a bacca bianca, ma vengono vinificati proprio come vini rossi, con una lunga macerazione a contatto con le bucce e i lieviti, che può andare da pochi giorni fino a qualche mese, a seconda della varietà dell'uva utilizzata e dello stile anche del produttore stesso. E proprio da questo lungo processo di affinamento e contatto con le bucce, questi bianchi non bianchi prendono il loro caratteristico colore ambrato, intenso e luminoso, insieme a sapori inusuali per un vino ottenuto da uve bianche. Il vino risulta molto più complesso sia al naso che in bocca, con una sensazione tannica al palato che ricorda quasi quella dei rossi. E inoltre gli orange wine sono vini adatti a medi e lunghi invecchiamenti, soprattutto quelli nati da lunghe macerazioni. Questa è la magia degli orange wine, che sanno creare nel calice delle sensazioni aromatiche piuttosto forti e di impatto. Pionieri di questa particolare tipologia in Italia sono stati i friulani, mentre tra quelli internazionali i più noti sono quelli della Georgia, dove gli orange wine sono nati. Pur rimanendo una nicchia, questi vini oggi si stanno diffondendo in tutta Italia, in Australia, in Germania, in Francia, in Spagna e negli Stati Uniti. Ma ora andiamo a conoscere meglio chi li ha prodotti in Toscana con il Vermentino. Quella degli orange wine, più che una scelta produttiva, è quasi una filosofia di vita che sfida le mode e le scelte commerciali e non sono etichette per tutti i palati. Spesso i produttori degli orange wine sono appassionati artisti della vigna che si affidano alla filosofia biologica o biodinamica, con una grandissima attenzione alla natura e alla riduzione al minimo dell'uso di sostanze chimiche o artificiali, per il semplice fatto che tutto quello che è sulle bucce si ritrova poi nel vino. Stessa idea anche in cantina, dove l'intervento dell'uomo viene ridotto proprio al minimo, lavorando senza lieviti selezionati, senza solviti aggiunti e senza alcun prodotto enologico. E questi sono proprio i valori che ritroviamo alla base del progetto Senza Rete, voluto da Maurizio Castelli e Gabriele Gorelli, che hanno scelto di perseguire la strada dei vini naturali di qualità. Maurizio Castelli è un maestro del vino italiano, enologo con oltre 40 anni di esperienza, maturata non solo in Toscana e in Italia, ma anche in Nuova Zelanda, Australia e Cile. Ha saputo conquistare consensi in tutto il mondo grazie proprio all'autenticità e al carattere dei suoi vini. Gabriele Gorelli è invece il primo Master of Wine italiano, uno dei 10 nuovi massimi esperti sul vino selezionati nel 2021 dal prestigioso Istituto del Vino londinese.
ha una conoscenza straordinaria di viticoltura, enologia, ma anche competenze commerciali e di marketing. Nato e cresciuto nelle terre del Brunello, ha ereditato la sua passione per il vino dal nonno, che era il più piccolo produttore della zona di Montalcino, con una vigna di soli 0,46 ettari. Poi nel 2004 ha fondato la sua agenzia di design, specializzandosi in comunicazione visiva di vini pregiati, e nel 2015 ha creato una società di consulenza per vendita e marketing del vino, iniziando contemporaneamente il suo lungo e complicato cammino che l'ha portato a diventare Master of Wine. E andiamo quindi a scoprire il vino che questi due importanti personaggi del vino hanno creato. Degustiamo oggi in anteprima questo affascinante orange wine biologico ottenuto da vermentino in purezza, raccolto a mano e lasciato fermentare sulle bucce in tini di acciaio inox con lieviti indigeni, senza alcun controllo della temperatura, senza nessuna aggiunta di anidride solforosa, senza enzimi o altri additivi aggiunti. Non chiarificato, non stabilizzato, non filtrato, insomma prodotto lavorando senza alcuna rete di sicurezza, ma lasciando che sia la natura a trovare il suo equilibrio. Da qui il nome senza rete, perché quell'espressione rubata al mondo circense esprime al meglio la filosofia produttiva da cui prende vita. Il colore assume quelle sfumature giallo-ambrate e un colore leggermente torbido, tipico della tipologia. Al naso escono le note di frutta come la melacotogna, la pera, l'albicocca, unite a note forti erbacee dove spiccano i fiori di camomilla e il fieno. Al palato sfoggia una struttura complessa e strutturata, dove i tannini si fanno sentire. Avvolgente, fresco e sapido, prosegue con un bellissimo finale molto lungo dove ritorna anche la parte fruttata. Lo consiglio in abbinamento con i piatti di pesce saporiti, come spaghetti magari alla bottarga o penne allo scoglio, o con piatti di carne anche speziati, con un bel pollo al curry per esempio. Oserei infatti anche l'accoppiata con le specialità della cucina orientale, avendo cura però di non servirlo troppo freddo, ma a una temperatura intorno ai 15 gradi. Lavorando senza lieviti selezionati, senza solfiti aggiunti e senza alcun prodotto enologico, era fondamentale che la chiusura fosse senza problemi. Il bassissimo OTR di Noma Cork Reserva era quello che faceva proprio quindi al caso loro. Fondamentale anche l'aspetto green che questa chiusura porta con sé, dando garanzia di essere senza impatto ambientale. Aspetto determinante quando si sceglie di perseguire la strada dei vini naturali di qualità.